benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Qui potrete trovare gli ultimi aggiornamenti riguardanti la squadra, i giocatori e i trasferimenti. Non perdete nessuna notizia. Iscrivetevi ora per ricevere le notifiche sui nuovi video. E non dimenticate di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. Ora, veniamo alle novità. Napoli è in un momento di scelte cruciali. Diego De Luca, giornalista, ha intercettato i pensieri di numerosi tifosi e ha suggerito a De Laurentiis di prendere decisioni rilevanti per quanto riguarda la panchina. L'allenatore Rudi Garcia è finito nel mirino dei tifosi e della critica, specialmente dopo la sconfitta contro la Lazio, dedicata a Diego Armando Maradona. Le critiche sono aumentate dopo il pareggio a Marassi contro il Genoa, e sempre più persone chiedono ad Aurelio De Laurentiis di prendere una decisione forte per rimuovere il francese dall'incarico di allenatore dei partenopei. Nonostante siano trascorse solo 4 giornate dall'inizio del campionato di Serie A italiana, il giornalista Diego De Luca ha pubblicato il seguente messaggio sui social. Il Napoli ha dimostrato nel tempo affidabilità nelle sue scelte. Ci sono stati, ci sono e ci saranno degli errori. L'infallibilità è da sciocchi. Se la scelta di Garcia è sbagliata perché nello spogliatoio non si parlerà mai la stessa lingua, è tempo di scelte importanti. Il giornalista ha poi pubblicato una foto di Antonio Conte, ex allenatore di Juventus e Inter, suggerendo a De Laurentiis in modo chiaro: via Garcia, benvenuto Conte.